s'ha risolto il mistero che ne turbava il cor sulla fine che avaria fatto del Verona l'allenatore. Emo provare in tutti i modi a convincerlo a restare, con preghiere, con novene e con risotti col tastasai. Te può andare dove te vuoi, la mia squadra non mi interessa, ma te può star certo che non te catti i miei panetti con la soppressa. E ricordate, Moretto, te cambierei anche a città, ma dei sicuro te sogni le bastieme che tiremo qua. Ghecci po', malinconioso, fiacco, tristo e un po' stranio, a stento il tien le lacrime a parlar di questo addio. Lo so che dal mio viso un'emozione non traspare, ma lo stesso, ve lo giuro, ho appena finito di sangiotare. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Sei sempre stato più di un mister, un eroe, un capitano, stretto stretto dentro al cor. Tra i ricordi quei più bei porteremo sì l'immagine di quei onti toccavei. Ghecci po' se sa interessi e fa qualche ragionamento sulle notizie che ne sta dado, soprattutto nest'ultimo tempo. Che era scritto sul giornale, in circa un mese fa, io ci sta qua sicuro una casa la comprà. Mi sono un affarista, ho un impero immobiliare. Se il mentesta la casa, lo può dare anche a ringraziare. Certo che in quanto creanza viene ancora da imparare. Dopo anni te vai via senza neanche salutare. Ma vabbè, qua lo sapemo, passeranno i giocatori, il presidente, l'allenatore, ma il Verona resterà per sempre nel mio cuore. Forse questa è la certezza, che ogni giorno sempre più grideremo ancor più in alto il nostro forza giallo-blu.